Ennesima aggressione a danno di una dipendente ACTV a bordo del tram. La donna stava controllando la regolarità dei titoli di viaggio dei passeggeri quando all'altezza di via Olivi a Mestre uno di loro sprovvisto di biglietto le si è scagliato contro. Immediata la segnalazione alla polizia locale, intervenuta poco dopo con una pattuglia che ha identificato il responsabile. La dipendente non ha riportato conseguenze fisiche e ha ripreso l'attività lavorativa in breve tempo. Ferma condanna dall'azienda di trasporto e dall'amministrazione comunale. Si legge un atto di violenza ingiustificata, così come per qualsiasi altra forma di aggressione fisica o verbale perpetrata a danni degli operatori di trasporto pubblico che quotidianamente svolgono il proprio servizio nell'interesse della collettività. Un episodio che arriva all'indomani di momenti di panico vissuti a bordo dai passeggeri di un autobus della linea 7 in partenza da Piazzale Roma per Mirano, quando un 35enne è entrato con il capo sporco di sangue, un coltello e un cacciavite addosso dopo aver avuto uno scontro con un 65enne nella zona di Calle Aponal a Venezia. I dipendenti del trasporto pubblico continuano a sollecitare maggiori tutele. I casi si stanno sempre più moltiplicando, abbiamo appunto problemi sempre più diciamo, frequenti e chiediamo che venga più presto applicato il protocollo firmato davanti al questore, al prefetto, e che dà sicurezza ai lavoratori, cioè dando a chi chiede in maniera volontaria la bodycam, e soprattutto che venga isolato il posto guida dell'autista per dare più sicurezza, visto che ci sono sempre più casi. Io non ho mai visto cose del genere effettivamente, sempre di più e il personale ha paura, ha tanta paura di essere aggredito.